L'allarme della Sorical sarà un'estate a secco. L'ospedale di Cosenza guiderà la sperimentazione del tocilizumab sotto cute in pazienti Covid. I comuni preparano i piani spiaggia e la riapertura delle strutture ricettive. A Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio è tutto pronto. Anche a Cosenza la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo in piazza per dire al governo: vi siete dimenticati di noi. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, l'allarme lanciato dalla Sorical sulla carenza idrica. Siamo andati nella struttura del serbatoio di Cozzomuoio che serve gran parte della città di Cosenza. L'ingegnere Vigiani ci spiega cosa dovranno fare i comuni per evitare o alleviare la crisi idrica che potrebbe colpire la provincia di Cosenza, in particolare quest'estate. Nel serbatoio di Cozzomuoio, termine dell'acquedotto Abate Marco, il livello dell'acqua è a 3,70 m. Il livello massimo delle due vasche da 12.000 m3 è fissato a 5 metri. L'acqua nel serbatoio, che serve gran parte del centro di Cosenza, c'è, ma nei prossimi mesi potrebbe scarseggiare. Cosa ha suggerito la Sorical nell'informativa inviata alle prefetture per evitare che la siccità porti a un'emergenza simile a quella vissuta qualche anno fa? I comuni sì, certo, dovranno in primo luogo eseguire le corrette manovre, perché probabilmente andremo incontro ad una erogazione intermittente. In secondo luogo i comuni dovranno essere in grado di limitare gli usi impropri, anzi forse anche di perseguirli in questo periodo di carenza idrica. E inoltre i comuni dovranno essere in grado di distrettualizzare la rete, cioè dovranno evitare che per effetto della carenza idrica porzioni di rete vengano sistematicamente discriminate rispetto a altre. In passato la Sorical aveva studiato un piano per risolvere definitivamente i problemi di una provincia non servita da invasi e alle prese con una dispersione elevata. Un progetto concepito nel 2017 che prevedeva interventi sulle reti di tutti e 25 i comuni dell'Abate Marco e a seguire di altri importanti comuni della Calabria. Il progetto Abate Marco, diciamo, dal punto di vista tecnico è in uno stato molto avanzato, tuttavia però poi non si è concretizzato nel trasferimento di finanziamenti a Sorical. Sempre parlando di allarme siccità nella Calabria settentrionale, a lanciarlo, appunto, lo abbiamo detto, è la Sorical, che ha inviato un dossier alle prefetture calabresi. Per i prossimi mesi si prevede una riduzione di portata dei principali acquedotti calabresi. Molti comuni del Cosentino a rischio siccità nei prossimi mesi. L'allarme è lanciato dalla Sorical, che ha inviato un dossier alle prefetture. Un inverno senza neve e una primavera tra le più secche degli ultimi anni determineranno, secondo le proiezioni della Sorical, una riduzione di portata dei principali acquedotti della Calabria. I problemi però si concentreranno soprattutto, purtroppo, nella provincia di Cosenza, sia perché non tutto il territorio calabrese è stato investito e interessato dai fenomeni in maniera uguale, ma soprattutto perché la provincia di Cosenza è servita in prevalenza da acquedotti che vengono alimentati da sorgenti, e le sorgenti sono quelle che più degli altre fonti di alimentazione risentono subito dei problemi di siccità. Altre situazioni, cioè la provincia di Vibo, la provincia di Reggio Calabria, la provincia di Catanzaro, la provincia di Crotone, sono servite in massima parte da invasi, cioè da dighe, da laghi artificiali, che proprio svolgendo la loro funzione di accumulo, cioè si conserva la pioggia caduta in stagioni precedenti, soffriranno molto molto di meno. Ecco, i comuni interessati sono quelli alimentati dagli acquedotti regionali Abate Marco, Ntizzo, Eiano, Venaglie, Bufalo, Fondente, Bottedonato, Casali, Neto Fallistro e Savuto. Dunque si preannunciano mesi molto, molto difficili. Perché i fenomeni siccitosi saranno un problema? Per l'annosa questione per cui le reti di distribuzione, cioè il sistema di condotte che dai nostri serbatoi poi arrivano alle case, perde una quantità d'acqua impressionante. Quindi noi che non svolgiamo l'intera servizio idrico, ma ci limitiamo solamente alla fornitura all'ingrosso ai comuni, ci affanniamo a portare tanta acqua, quest'acqua viene in massima parte dispersa dalle reti.
Parliamo adesso invece di coronavirus, perché il Comitato Etico della Regione Calabria ha dato il via libera per l'utilizzo del tocilizumab sotto cute in pazienti affetti da Covid-19. L'ospedale di Cosenza, capofila dello studio sperimentale che sarà pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica. L'ospedale di Cosenza capofila dello studio sperimentale sull'utilizzo del tocilizumab sotto cute in pazienti Covid-19. C'è il via libera del Comitato Etico della Regione Calabria. A breve lo studio sarà pubblicato sulla rivista scientifica Clinical Medicine, il magazine scientifico costola della prestigiosa rivista inglese The Lancet, considerata tra le prime 5 riviste mediche più importanti. L'unità operativa di malattie infettive tropicali dell'azienda ospedaliera di Cosenza guida lo studio farmacologico al quale hanno aderito altri centri, ossia l'ospedale di Urbino, l'Università di Perugia, l'ospedale di Venezia e quello di Rovereto. Come ricorda il direttore dell'unità operativa di malattie infettive tropicali, Antonio Mastroianni, nei primi giorni dell'emergenza i medici hanno dovuto fronteggiare una patologia mai conosciuta e dal forte impatto in termini di gravità e di mortalità, per la quale non esisteva alcun indirizzo preciso in ordine ai protocolli terapeutici. Sulla base dell'unico e limitato studio presente in letteratura a cura di autori cinesi si faceva cenno all'impiego di tocilizumab per via endovenoso in una piccola casistica di pazienti molto gravi. Il centro di malattie infettive dell'ospedale di Cosenza è stato il primo ad utilizzare il tocilizumab in formulazione siringa per uso sottocutaneo con modalità innovativa off-label, secondo un protocollo pensato e strutturato ad hoc e condiviso con molti centri italiani in un momento di grave e drammatica crisi nella gestione dei pazienti affetti da Covid-19, e grazie al farmaco sono state salvate molte vite. Nell'articolo che sarà pubblicato sulla rivista scientifica saranno riportati i risultati della terapia con tocilizumab nella formulazione siringa per uso sottocutaneo nei primi 12 pazienti con Covid e insufficienza respiratoria moderata grave. Secondo il direttore di malattie infettive dell'Annunziata di Cosenza, questa terapia, in associazione a quella standard, è risultata molto efficace nel migliorare e risolvere l'insufficienza respiratoria acuta. A proposito di Covid e di fase 2, i comuni si preparano i piani spiagge e la riapertura delle strutture ricettive. Siamo andati a Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio, dove è tutto pronto. È una delle località più suggestive nella zona meridionale in provincia di Catanzaro. Sant'Andrea Apostolo dello Ionio si affaccia sul magnifico golfo di Squillace e una piacevole sorpresa per turisti e vacanzieri che scelgono questa località ricca ed incontaminata, ma nonostante l'emergenza sanitaria, per fortuna ci si prepara al meglio. Le strutture ricettive si stanno organizzando perché hanno già presentato una serie di richieste per il livellamento della spiaggia, per la pulizia dell'area che hanno loro in concessione, così come ci hanno annunciato l'apertura i 2 grossi villaggi che abbiamo a Sant'Andrea. Uno, il Nausicaa Village, aprirà ufficialmente il 3 luglio, immagino con tutte le dovute precauzioni, perché in questo avranno meno turisti rispetto agli anni precedenti, ma avranno anche meno ospiti, però sapranno senz'altro offrire una serie di servizi intelligenti e sani che hanno sempre offerto. Il primo cittadino però lancia un appello al governatore Santelli. Nel 2015 il litorale di Sant'Andrea è rientrato nel progetto di salvaguardia dovuta all'erosione costiera, perché fino al 2015 era stato ignorato il litorale. Rientrati in questo progetto sono stati fatti una serie di incontri, di conferenze dei servizi, è stato approvato il progetto e ultimamente noi, anzi precisamente l'8 febbraio, abbiamo mandato alla Regione Calabria la comunicazione che non esistono vincoli inibitori per fare quelle opere idrauliche che servono per tutelare il nostro litorale, e si tratta dell'intervento di 2 semisommersi bracci AT fatti lungo il mare, che servono proprio per far riempire questa spiaggia che purtroppo ha perso un sacco di materiale. Il Covid chiaramente ha rallentato i progetti, perché noi ci aspettavamo che i lavori iniziassero nel mese di marzo-aprile. Io utilizzo questo vostro strumento di grande comunicazione proprio per ricordare al presidente Santelli
di attivare al più presto questo strumento. Sono delle gare già effettuate e quindi l'erosione costiera verrebbe a cozzare. Poi, in tutta onestà, dice: aspettiamo i turisti senza alcuna limitazione. Noi accoglieremo tutti quanti, chiederemo ai nostri turisti che verranno di fare grande attenzione e di avere una grande responsabilità, perché questo è quello che serve. E daremo poi una grande informazione, perché ciò che serve è far sapere a loro cosa noi offriamo e cos'è che loro possono fare sul nostro territorio. Parliamo adesso invece del bollettino regionale, perché oggi è il terzo giorno consecutivo dove non si registra alcun contagio. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 67.075 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.158, 0 in più rispetto a ieri, quelle negative 65.917. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 21 in reparto, 1 in rianimazione, 4 in isolamento domiciliare, 158 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 2 in reparto, 93 in isolamento domiciliare, 339 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 21 in isolamento domiciliare, 235 guariti e 19 deceduti. A Crotone 4 in isolamento domiciliare, 107 guariti e 6 deceduti. A Vibo 5 in isolamento domiciliare, 71 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria ad oggi sono 9.206, così distribuiti: a Cosenza 1.451, a Crotone 2.973, a Catanzaro 2.875, a Vibo Valentia 253 e a Reggio Calabria 1.654. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 120, quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali 66, per un totale di 186. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Apriamo adesso la pagina di cronaca con un incendio che ha distrutto la struttura in legno di un lido balneare a Sellia Marina, sulla costa catanzarese. Dello stabilimento balneare non è rimasto nulla. L'incendio divampato questa notte ha distrutto la struttura che si trova sul lungomare di Sellia Marina, sul litorale ionico catanzarese. Lo stabilimento balneare era chiuso da un paio di anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia, con il supporto di un'autobotta della sede centrale e i carabinieri. Ma all'arrivo dei vigili del fuoco, seppur immediato, le fiamme avevano già avvolto la struttura in legno, distruggendola completamente. Le cause del rogo non sono ancora note, per questo carabinieri e vigili del fuoco hanno avviato accertamenti per tentare di capire da cosa sia derivato. La zona è stata posta in sicurezza in attesa degli accertamenti necessari. Una volta terminati, bisognerà rimuovere i resti del fabbricato e ciò che rimane degli accessori andati in fumo. Da Catanzaro a Reggio, con i NAS che hanno sequestrato a Cosoleto un agriturismo e denunciato il sindaco, il suo vice e un tecnico del comune reggino. Non si è astenuto dal partecipare al controllo della procedura ed in più ha fatto in modo che l'approvazione per destinare un suo immobile ad agriturismo fosse cosa certa. Adesso il sindaco di Cosoleto, centro della piana di Gioia Tauro, Antonino Gioffrè, si è visto sequestrare dai carabinieri del NAS l'immobile e bloccare l'attività agrituristica che sarebbe ripresa di qui a poco dopo l'emergenza sanitaria degli ultimi mesi. Per il primo cittadino è scattata una denuncia per truffa aggravata e reiterati abusi edilizi, oltre ovviamente all'abuso d'ufficio.
L'ex vice sindaco e il tecnico avrebbero aiutato il primo cittadino nel suo progetto, commettendo consapevolmente, secondo l'accusa, una serie di irregolarità. Il sindaco Giuffrè deve rispondere, come detto, di abuso edilizio, avrebbe effettuato diversi cambiamenti non consoni all'interno dell'immobile e truffa aggravata per avere presentato al Dipartimento Agricoltura e Foresta e Forestazione della Regione documenti palesemente falsi relativi alla realizzazione dell'agriturismo. Questa azione gli avrebbe consentito un profitto di oltre 74.000 euro. Ancora cronaca, andiamo questa volta nel Cosentino, vi mostriamo le foto di un sequestro a Mandatoriccio Marina di uno stabilimento balneare di 700 metri e 3 persone sono state denunciate, fra cui anche un assessore. Il bilancio di un'operazione portata a termine dai Carabinieri Forestali di Rossano con la collaborazione dei militari della caserma locale. Il sequestro dell'impianto è stato motivato, secondo quanto riferiscono i carabinieri attraverso una nota, dalle diverse irregolarità progettuali emerse da una complessa attività di indagine documentale e tecnica eseguita proprio dai militari. Le verifiche dei carabinieri hanno accertato che il progetto e l'autorizzazione relative allo stabilimento non corrispondevano alla realtà. Inoltre i militari hanno denunciato 3 persone, il titolare dell'impianto, il progettista e l'assessore al ramo, il responsabile dell'area tecnica del comune, accusati a vario titolo di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo con contestuale violazione in materia urbanistica e paesaggistica, abusivismo edilizio e falso in atto pubblico. Adesso l'operazione Oro Verde nel Catanzarese, sono state sequestrate 10.000 piante di cannabis in un vivaio a Sellia Marina, valore della droga circa 9 milioni, una persona è stata arrestata. Una piantagione di cannabis da 9 milioni di euro in un vivaio. Siamo a Sellia Marina, nel Catanzarese. Ecco i carabinieri nella serra, dove erano state messe a dimora 10.000 piante che erano già in fase di avanzato sviluppo. L'operazione Oro Verde è scattata oggi. I carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, con il supporto dello squadrone carabinieri cacciatori e il nucleo cinofili carabinieri di Vibo, al termine di una specifica attività investigativa, hanno localizzato il vivaio, all'interno del quale un'area di 3.000 metri quadrati era stata adibita a piantagione di cannabis, dotata di impianto automatizzato per l'irrigazione giornaliera e ventilatori di grossa potenza per assicurare la circolazione dell'aria e il conseguente mantenimento delle temperature e dell'umidità necessari per lo sviluppo della cannabis. L'intervento dei carabinieri è avvenuto dopo un periodo di osservazione svolto anche grazie allo squadrone carabinieri cacciatori. Al momento del blitz i militari hanno bloccato un 54enne di Sellia Marina, custode e titolare del vivaio. L'uomo è stato arrestato. Nelle vicinanze della piantagione è stata inoltre individuata un'area predisposta per l'essiccamento delle infiorescenze delle foglie della cannabis per la preparazione della marijuana. Si tratta di uno dei sequestri più significativi effettuati nella provincia catanzarese negli ultimi anni per quanto concerne la coltivazione di piante di cannabis. Secondo gli inquirenti, le piante rinvenute avrebbero potuto fruttare un guadagno di circa 9 milioni di euro. Non si escludono interessi anche della criminalità organizzata intorno alla gestione di una così proficua attività illecita. Ed ora ci spostiamo a Cosenza, dove anche qui la protesta dei lavoratori del mondo dello spettacolo che sono scesi in piazza per dire al governo: vi siete dimenticati di noi. Io vorrei dire una cosa: di sicuro le persone rivolte verso questo microfono saranno sicuramente persone che fanno parte del mondo dello spettacolo, quindi tutti i passanti che stanno di lì sta a noi portare il verbo ogni volta nelle nostre case, nel nostro quotidiano. Possiamo parlare a livello mondiale, nazionale o territoriale. È statistico, è scientifico che le attività culturali e di spettacolo aumentano le capacità cerebrali dei bambini che diventano ragazzi e che diventano uomini e donne con una certa etica. È statistico e scientifico che i migliori medici, i migliori ingegneri,
anche i migliori amministratori hanno avuto a che fare nel loro percorso di crescita con attività culturali e artistiche. Questa è la manifestazione regionale che aderisce al comparto nazionale. Il gruppo calabrese si chiama Prodi Lavoratori e Lavoratrici dello Spettacolo in Calabria, che in rete con il movimento nazionale nato spontaneamente, dopo tanti anni finalmente ritrova la piazza per raccontare il momento straordinario, seppur grave, che abbiamo vissuto, che ci ha tenuti per mesi fermi, ma che ci ha dato la possibilità di mostrare purtroppo quella che è una realtà, ahimè, grave, che ci ha visto assolutamente invisibili, non ci ha visti, questa è la gravità, non ci ha visti come lavoratori, come lavoratrici, come persone, non ci ha visti come operatori della cultura e della bellezza, non ci ha visti per quelli che invece noi abbiamo regalato a questi mesi di chiusura. Abbiamo regalato pagine di romanzi, abbiamo regalato emozioni, ricordi, tanti film meravigliosi. Questo è un comparto che ha reso grandissima l'Italia. La Calabria è molto ricca di tante realtà, di tanti straordinari artisti che sono rimasti fuori, assolutamente esclusi da quella che è l'emergenza nazionale del lavoratore. Non è un sussidio quello che ci serve, non è avere riconosciuto il contentino, ma ripartire da una carta del lavoratore dello spettacolo, ripartire da quello che ci spetta di diritto, il diritto di essere liberi lavoratori, con regole, opportunità, tasse, quello che serve per costruire. Adesso vediamo le previsioni del tempo. La depressione che insiste ormai da giorni sull'Europa orientale, nel corso del weekend si estenderà ulteriormente verso l'Italia, apportando nuovi fenomeni instabili sulla Calabria, sempre in un contesto di temperature fresche e comunque gradevoli. Domani al mattino poco nuvoloso, a seguire rapido aumento della nuvolosità cumuliforme sui monti, con possibilità di rovesci e temporali su aree del Pollino, Sila e Serre Vibonesi, con locali sconfinamenti di tali fenomeni su Cosentino Ionico, Marchesato Crotonese e versanti ionici del Reggino. In serata miglioramento ovunque, minime in diminuzione, mentre le massime saranno stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani basso Ionio e Ionio Crotonese mossi, tutti gli altri mari saranno poco mossi. Venti da nord-ovest deboli sul Tirreno, di direzione variabile a tratti localmente moderati sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi auguro un buon weekend.